Vai, Calò, tieni, Calò. Il maggio bianco è troppo forte, chi non mangia formaggio forte, eh? Pecorino stagionato. Un assaggino? Certo. Mi fai un assaggino? Oh, stanno a mettere l'acqua. Ed i sapori più buoni, più belli, i profumi più grandi oggi qui a Galati. Siamo qui, Galati, contrata una sera, qui della famiglia Drago, che la usiamo per amici, parenti e festeggiare. Qui prima di tutto c'è un pane che è fatto dal nostro carissimo amico Mirko Lazzara, qui a Longi dove eravamo prima, tutti di grani antichi, Minia, ecco. Insalatina di peperoni verdi, qui abbiamo tutto raccolto da noi, un altro tipo di pane sempre fatto da Milko, macelleria Baglio questa qui. E allora qui questo è il segreto, questo qui è un bollito che si faceva negli anni, proprio quando si bollivano le capre, tutte. Infatti questa è una carne che quando viene fuori si condisce con un pochino di olio e limone, un pochino di prezzemolo e aglio. Questa è una bella caponata. Cipollata, peperonata, questo qui per i panini. Per i panini, con la salsiccia. Con dentro la salsiccia. Questi peperoncini, ecco qui oggi c'è un piccolo, che faccio vedere, rivisitiamo fra un momento, un ponte fra la Sicilia e la Calabria che è invisibile però ha sempre esistito da una vita, che è il ponte dei gusti, il ponte delle tradizioni, dell'amicizia, che ieri, ecco la Pecora! Questa è pecora bollita, questa è una ricetta antica degli anni 200.000. Dicevo, queste qui ieri l'abbiamo portato da Spillinga, che sono i peperoni che usano, uno dei peperoni che usano per l'andugia che fanno lì. Infatti abbiamo anche dell'andugia, quello dicevo del ponte Sicilia-Calabria che è invisibile però che esiste da una vita. Questa è la classica anduia che dicevo prima, che ne parleremo un pochino più tardi. È una delizia questo. Proprio, ero lì per 2 giorni, ne ho olive, tutte le nostre olive. Questo qui è un condimento per il pane cunzato. Sono i momenti straordinari che viviamo qui con la famiglia Drago. Guardate Longi immerso nella natura più pura e incontaminata. Ritorno subito. Lui è il nostro amico. Ci vediamo fra 2 secondi. Allora, qui ora andiamo alla pasta. Andiamo alla pasta perché continuano le infinite emozioni. Gusto, bellezze e natura. E amici veri. Amici veri. Che non vediamo l'ora, capito, che facciamo questi incontri. Ed ecco che la pasta... Ecco. Qui quelli che mangiano terzo prima gran sono fondo gourmet dei ciclisti Nebrodi che hanno così pedalato così talmente tanto stamattina in queste bellissime montagne. E qui c'è guardate Tanino. Tanino, buongiorno. Okay. All'opera. E Mirko che si è parlato del pane. Ciao Mirko. Sopra ci ho dato una piccola infarinata io, comunque dopo andate ai dettagli. Come procede? Procede, guarda come procede, guarda. Guardate. Spettacolo! Ok, grazie. Buon pranzo a tutti. Grazie. Questi sono i maccarruna fatti in casa col torchio da noi.
un'insalatina di una salsina di pomodoro che purtroppo quest'anno ancora sono, però una salsina che viene prodotta qui nelle nostre tenute qui a Nasera. Il profumo si vede, si sente. Ricotta a forno, questo è un condimento tradizionale, e anche del pecorino che possono scegliere quello che preferiscono. E qua? Qui abbiamo che tutta roba raccolta da noi, ecco, qui può vedere un pochino Il famoso orto. i nostri orticelli, e laggiù abbiamo tutti i pomodori, abbiamo tutte le melanzane, Questi momenti cosa devono rappresentare nella vita di ognuno? devono rappresentare la vita di tutti i giorni. Noi siamo molto fortunati, che abbiamo questa unione, queste cose bellissime che ci hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonni, le nostre zie, è tutto a base del territorio, della natura, della famiglia, dell'amicizia e dei profumi che noi non le sentiamo da nessuna parte, che si sentono solamente qui. Dall'oregano, il rosmarino, un pochino da tutto. Qui quando uno scende, almeno la mattina presto, sono dei profumi che uno non vuole andare via, è proprio una meraviglia. Ecco, qui io sento il basilico, però specialmente quello lì con le foglie piccoline, il basilico a palla. Allora ci dedichiamo adesso al palato, in Ecco, prima persona. allora spegni lì e facciamo un bel piatto di maccarruna per Grazie, ok. alla prossima, signor Celestino, un grande piacere oggi. piacere nostro, e dopo continuiamo con quell'altre delizie. Continuate a seguirci perché i video continuano. Allora, posso avere un piattino qui? Subito! Minimo. Quello è il migliore, con la salsa, quello che è rimasto. Allora, cosa? Ricotta, pecorino. Ricotta, grazie. Ma ci vuole altri. Ma sai che facciamo? Fatevi un giro con la salsiccia, con la rau, con il puzzato, dopo torniamo. Pronta? Onorato, grazie. E non potevo che accettare l'invito. Buon pranzo a tutti. Buon appetito! E la A via di degustazione, maccaruna! la degustazione non si ferma qui sicuramente, no? Continua. Abbiamo preso solo 2 kg in questo. Questo qui appena facciamo un po' di esercizi per le nostre... come Ginnastica si per chiama? la mandibola. Ecco, la mandibola, non mi veniva. Buon pranzo. Buon pranzo e grazie alla famiglia Buon Drago. appetito. Grazie. I maccarrone da maid. Hai capito? Genuinità, basta così. Questo è pecorino della zona. Buon pranzo a tutti. Thank you. Buona esperienza a tutti i presenti. Grazie. Un caro saluto A favorire. e al prossimo video, grazie. Se vi è piaciuto questo momento dalle forti emozioni, condividete il video, lasciate un commento, fateci sapere da dove ci state seguendo. Da Adriano solo per il momento è tutto, al prossimo contenuto sulla pagina Facebook di Bella Sicilia.